Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto c'è marcato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Piccola parentesi prima di iniziare col video. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 178 iscritti sotto al video del post partita della Lazio e della Roma perché vi avevo detto o aumentiamo a 178 iscritti oppure lasciate 3 like. I 3 like non sono arrivati, ma sono arrivati 178 iscritti. Quindi da oggi in poi vi porterò le live reaction delle partite sia di Serie A che della Liga Spagnola. Vabbè, allora, questo video è dedicato a tutte quelle persone che dicono delle bugie riguardanti il Napoli. Allora, iniziamo. Allora, proprio 10 minuti fa, questa cosa che mi ha spinto a fare il video, ho visto sui social, su Instagram e anche su YouTube, ho visto che non faccio il nome di chi l'ha pubblicata questa notizia per motivi di privacy, però ha pubblicato delle notizie false riguardanti ancora il possibile esonero di Antonio Conte e l'acquisto l'ingaggio anzi di Xavi, l'ex allenatore del Barcellona. Allora partiamo dal fatto che Xavi, tra parentesi, ex centrocampista sempre del Barcellona, anche centrocampista, praticamente ha detto dopo la stagione 23-24 non mi va più di allenare e fin qua non ha ok, e infatti non ha mai più allenato né una nazionale né un club e tutto rispetto a Spalletti. Quindi rispetto a Spalletti lui è stato sincero e ha rispettato le proprie parole. Però, ok, se il Napoli sta facendo delle belle prestazioni dalla partita contro l'Atalanta, ok, alla partita contro il Milan, lasciamo stare quelle due sconfitte di Benfica e Udinese, però, ok, mi pare troppo. Dopo quante vittorie? Atalanta, Roma, Karabag, Juve, Cagliari, poi Milan e Milan. E poi, poi vediamo domani che succederà contro il Bologna, che tra l'altro sta pure la conferenza stampa di Antonio Conte alle 14:30. Penso di portarvi anche il video della conferenza stampa. E vabbè, e dopo queste 6-7 vittorie e 2 sconfitte, cioè non penso che De Laurentiis sia così sciocco a farsi scappare uno come Antonio Conte. Non penso che sia così scemo Aurelio De Laurentiis. Cioè lui ad Aurelio De Laurentiis ha fatto solo un'annata, tra virgolette, ha fatto una scelta sbagliata, cioè quella là da quando sta a Napoli, che è quella là nella stagione 23-24 che ha sostituito uno come Spalletti con uno che è stato esonerato dall'Arabia Saudita, cioè come si chiama? Rudy Garcia, capito? Solo questi ha sbagliato De Laurentiis, solo la stagione 23-24. Poi non ha mai sbagliato niente. Da quando sta a Napoli dal 2004 al 2003-2004 non ha mai sbagliato niente. Ci ha portato alla vincita di due Coppe Italia, una Supercoppa e due scudetti. Cioè, e ha portato il Napoli quasi sempre in Champions. Tipo sono state due le andate che il Napoli non si è qualificato in Champions.
tra cui la 23-24. Quindi non penso che De Laurentiis sia così sciocco a esonerare Conte. Poi, in mezzo a una competizione, in mezzo a un campionato, dici tu quando sta la pausa nazionale, può pure andare bene, però no durante un campionato. Non facciamo, se proprio De Laurentiis vuole esonerare, non penso che lo voglia esonerare, sono Conte, è meglio che lo faccia o un lunedì, ma neanche, cioè perché il Napoli ha la Champions il mercoledì o il martedì, quindi no, farebbe quasi nessun allenamento. E dovrebbe esonerare, se lo dovesse esonerare nella pausa nelle nazionali a marzo e non ora o per esempio tra un mese a gennaio. E un appello, no, a tutte queste persone che ci mettono a Figangul. Ehm, Basta, voglio dire basta, perché poi ogni volta che dite male contro il Napoli vi purghiamo e fa il gym con almeno 2 gol di scarto. Vedete contro l'Atalanta, vedete contro la Juventus, vedete contro il Karabakh, vedete contro il Milan, poi anche contro la Roma, però contro la Roma non abbiamo vinto contro il suo gol di scarto, ma con un gol di scarto, abbiamo vinto per 1-0, quindi non mi raccontate sciocchezze, vabbè. Vabbè, io vi saluto, vi ringrazio a tutti, vi ringrazio per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!